Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Mafia e droga, maxi blitz a Palermo, 50 persone arrestate, decapitati i nuovi vertici del clan Noce, Bonagia e Brancaccio. Il procuratore De Lucia, Cosa Nostra attira i giovani. Lo spaccio sull'asse Siracusa-Catania. Gli 11 arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto di armi clandestine, ricettazione e autoriciclaggio. L'audizione in commissione antimafia del procuratore di Caltanissetta De Luca, che ha escluso la pista nera per le stragi del 92, riporta al centro delle indagini il dossier mafia e appalti. L'avvocato Trizzino, genero di Borsellino: mi sento sollevato. Palermo, oggi la protesta di Coldiretti contro la crisi idrica. Hanno sfilato in 7.000 per dire no alla gestione schizofrenica dell'acqua. I test di medicina, oggi la seconda possibilità, quasi 2.000 gli studenti che a Catania hanno ritentato dopo il flop della prima prova. I posti nell'Ateneo sono 500. Strade Groviera a Catania, esasperati automobilisti, ciclisti e tassisti alle prese con buche e pericolosi avvallamenti. La magia del presepe sommerso a Siracusa, la realizzazione nei fondali della Darsena grazie all'opera di associazione e volontari. Calcio, il Catania verso la gara a Potenza, forte di punti, morale e bel gioco. Intanto Telecolor aumenta l'offerta con altre 3 gare dei rossazzurri da trasmettere in chiaro. Bentrovati, 50 arresti, 2 filoni di indagini diverse, mafia e droga. La polizia smantella il mandamento della Noce e blocca i traffici di droga a Brancaccio e allo Sperone a Palermo. Gli stupefacenti, che rappresentano la principale pista di finanziamenti di Cosa Nostra, e la droga che veniva ordinata anche su Telegram. A questi temi nel servizio di Marco Gullà. Dalle estorsioni alla droga e poi controllo del territorio. Cosa Nostra Palermo rialza la testa, ma con un imponente blitz la polizia, coordinata dalla DDA e dal procuratore Maurizio De Lucia, ha smantellato il mandamento della Noce e poi bloccato traffici illeciti di droga ed estorsioni tra Brancaccio e lo Sperone. Sono numeri da maxi blitz, 50 arresti eseguiti in diversi filoni di indagini tra mafia e droga. La storia di Cosa Nostra non ha un momento in cui comincia e un momento in cui finisce, e quindi la storia dell'attività di investigazione dello Stato nei confronti dell'organizzazione mafiosa ha le stesse caratteristiche. Quindi questa è sì un'operazione importante, come tante altre che ce ne sono state e come altre che verranno. Non solo stupefacenti, ma anche racket. Le casse mafiose di Cosa Nostra sarebbero tornate a gonfiarsi con stupefacenti ed estorsioni, e il pizzo in particolare ritorna prepotente sul territorio. Droga, principale pista finanziaria della mafia, droga che aveva un canale principale tra la Campania e Brancaccio, piazze virtuali inoltre con un canale Telegram dedicato allo spaccio. Si ordinava la droga online e a domicilio arrivava a casa. E poi le estorsioni, che in parte servono a dare sostentamento a tutte le famiglie dei carcerati. Al di là della repressione penale che noi, le forze di polizia, possiamo esercitare, il problema è offrire alternative serie di vita a una grande parte della popolazione giovane di questa città. E questa mattina a Siracusa, Catania, Floridi e Canicattini Bagni i carabinieri hanno arrestato 11 persone su disposizione della direzione distrettuale antimafia Etnea. Farebbero parte di un'organizzazione criminale che gestiva lo spaccio di droga a Siracusa. Gli arrestati, di età compresa tra i 23 e i 60 anni, sono accusati anche di detenzione e porto di armi clandestine, ricettazione e autoriciclaggio. Le indagini hanno permesso di sgominare il gruppo che aveva acquisito il monopolio del traffico di droga in città, in particolare in un quartiere vicino alla stazione ferroviaria, dove era stato organizzato un vero e proprio drive-in dello spaccio. Al vertice un 52enne attualmente detenuto per associazione mafiosa, in quanto ritenuto esponente di spicco del clan Santa Panagia. Smantellate 2 piazze di spaccio, una in via delle Mandrie a Siracusa e una in via Marina di Melilli a Floridi. Entrambe si rifornivano di droga a Catania. Sequestrati 6 kg di cocaina, 153.000 euro in contanti, beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 500.000 euro.
L'audizione in commissione antimafia del procuratore di Caltanissetta De Luca, che ha escluso, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale, la pista nera sulle stragi del 92. L'avvocato Trizzino, genero di Borsellino, oggi ha dichiarato: mi sento sollevato. Lorena Dolci. Zero tagliato non lo sentivo dai tempi delle elementari. Scherza l'avvocato Fabio Trizzino, genero di Paolo Borsellino e legale della famiglia, ma ammette che l'audizione del procuratore di Caltanissetta in commissione antimafia mi fa sentire sollevato. Con quello zero le parole del procuratore De Luca hanno messo una pietra tombale sulla pista nera che porta Stefano Delle Chiaie, riportando al centro delle indagini il dossier mafia e appalti su cui Borsellino lavorava prima del 92. In che condizioni? Dall'audizione emerge il quadro di una profonda solitudine, sottolinea Trizzino, un isolamento devastante che anche secondo la procura è stata la precondizione poi della strage di Via D'Amelio. Pur non escludendo altre piste, pur avendo filoni di indagine aperti su diverse ipotesi, per la procura di Caltanissetta la concausa della strage su cui il suo ufficio ha trovato maggiori elementi e riscontri è proprio la pista mafia appalti. E lo dice una procura che non può essere accusata di essere né di destra né di sinistra, spiega l'avvocato Trizzino, che con la famiglia Borsellino ha sempre puntato il dito contro i gruppi di potere e potentati economici che il giudice aveva messo in pericolo. Studiando le carte, aggiunge ancora, faccio fatica a ritenere che un Riina uscito vincitore dalla guerra di mafia abbia consentito a qualcuno di esterno di avere voce in capitolo. Durissimo poi il giudizio di De Luca sulla procura guidata da Pietro Giammanco, con il procuratore e altri colleghi impegnati a isolare e delegittimare Borsellino. E adesso veniamo alla protesta di Coldiretti. Oggi a Palermo è stata imponente, 7.000 persone hanno manifestato contro una gestione definita schizofrenica dell'acqua. Così, nonostante la pioggia di queste settimane, città come Agrigento e Trapani sono ancora in sofferenza. Sentiamo Marco Gullà. Agricoltori e produttori della Coldiretti hanno sfilato questa mattina per le vie centrali di Palermo per dire basta ad una gestione dell'acqua schizofrenica. Non è possibile avere ancora dighe che disperdono acqua in mare, reti colabrodo, sistemi di distribuzione arcaici che nulla hanno a che vedere con un'agricoltura moderna, dicono i manifestanti, in tutto circa 7.000. Basta soprattutto vedere acqua che continua a essere svasata dalle nostre dighe. Chiediamo un piano invasi che permetta di distribuire l'acqua anche nel periodo invernale in maniera tale da avere un coefficiente idrico più alto anche nel periodo estivo. Problema acqua in città come Agrigento e Trapani anche a causa di una burocrazia asfissiante. La Coldiretti propone per far fronte all'emergenza una strategia organica con un progetto regionale per la realizzazione di sistemi di pompaggio, riutilizzo delle acque depurate e raccolta della pioggia. Parliamo sempre di emergenza, ci siamo un poco scocciati, dobbiamo cominciare a pensare in maniera funzionale a risolvere il problema dell'acqua. E ci sono sviluppi sulla vicenda della neonata abbandonata al San Giovanni di Dio di Agrigento. La piccola è stata trasferita adesso in un luogo protetto, mentre la mamma, che prima l'aveva lasciata e poi se n'è pentita ed è tornata indietro, è ancora ricoverata. I servizi sociali valutano quali provvedimenti adottare. Davide Sardo. Dimessa e trasferita in un luogo protetto. La neonata abbandonata in ospedale ora è al sicuro. I servizi sociali valuteranno a breve quali provvedimenti adottare. La mamma invece è ancora ricoverata e sotto osservazione. La storia arriva da San Giovanni di Dio di Agrigento. La giovane siciliana era arrivata al pronto soccorso in travaglio. Il parto cesareo è andato bene. La bambina stava bene. Poco dopo però la madre decide di lasciarla e scappare. Ore dopo torna, forse pentita, ma trova la polizia, avvisata dai medici. La donna accusa un malore e viene ricoverata di nuovo. La procura di Agrigento e quella per i minorenni sono state informate. Ora i servizi sociali stanno valutando il futuro della piccola, tutela in struttura, affido temporaneo o un percorso di sostegno familiare se possibile. Una vicenda fragile e complessa. Il destino della neonata sarà deciso nelle prossime ore.
Quasi 2000 gli studenti che oggi a Catania hanno tentato con la seconda prova l'ingresso nella facoltà di medicina. Lo ricordiamo, oggi era appunto la data segnata per la seconda possibilità dopo il flop della prima prova. 3 le materie da superare per entrare nella graduatoria nazionale. I posti nell'Ateneo catanese sono sempre 500. Adelaide Barbagallo. Seconda opportunità per i ragazzi che vogliono entrare nella facoltà di medicina, 500 posti a Catania, i candidati sono 1786 e dovranno superare 3 esami. La materia più ostica fisica, quasi tutti gli studenti hanno deciso di riprovare l'esame, dei 1786 sono 1731. È andata meglio ma non certo bene nelle altre 2 materie, 1356 gli studenti che hanno deciso di rifare l'esame di biologia e 1588 quelli di chimica. Nessun problema per raggiungere le aule, i quasi 2000 studenti dislocati tra la torre biologica di via Santa Sofia e la cittadella universitaria sono stati adeguatamente informati nei giorni precedenti e guidati da diversi avvisi online e con avvisi in tutte le sedi di esami. L'università, spiega il dottor Giulio Fortini, responsabile del semestre filtro, ha voluto mettere dal punto di vista logistico nelle migliori condizioni gli studenti. Per quanto riguarda poi il test d'ingresso rivoluzionato nel 2025, è un sistema nazionale che non è stato accolto favorevolmente dagli studenti e dalle loro famiglie. Quando sto vedendo stressa molto i ragazzi, impegna molto e stressa molto. Le prove sono nazionali, uguali per tutti, composte da 31 domande, 15 a scelta multipla, 16 a completamento e 15 minuti di pausa tra una materia e l'altra. La graduatoria sarà nazionale, basata sui punteggi ottenuti nelle 3 materie d'esame, che determineranno l'accesso al secondo semestre di medicina. Chi non riuscirà potrà scegliere un corso affine, biologia, farmacia o professioni sanitarie. Adesso restiamo a Catania, ma per un altro motivo, perché vi parliamo del problema che in qualche modo esaspera automobilisti, tassisti, insomma ciclisti, coloro i quali ovviamente percorrono le strade della città di Catania, perché sono alle prese con buche e avvallamenti pericolosi. Ma sentiamo il nostro Tonino De Mana. Non se ne può più, signori miei. Tutti esasperati tutti, dagli automobilisti ai ciclisti, dagli autisti di bus ai tassisti, alle prese con buche ed avvallamenti che rendono il transito pericoloso e dispendioso, facendo però la gioia di gommisti e meccanici. Altro che Etna, i crateri si trovano anche in pieno centro a Catania. Questa voragine dà il benvenuto a chi proviene dal porto e sotto gli archi della Marina non va meglio, visto che da anni si va avanti solo a rattoppi. Situazione ancor più complicata in via 6 aprile, ridotta ad un sentiero di guerra. Qui raccogliamo lo sfogo di un autista di bus che percorre ogni giorno il tratto Centuripe-Catania. Buche, rischiamo di spaccare qualche gomma. Con la macchina bene o male si riesce a svigolare, ma con l'autobus è più complicato evitare una buca. Certo, le prendiamo piano piano, però facciamo lo stesso. Sembra bombardato il Viale della Libertà, dove segnaliamo una serie di buche all'altezza di Piazza Principessa Yolanda. Vado a piedi, ci sono tantissime buche, sì, e faccio fatica con la bicicletta, soprattutto in questa via Umberto. Corsia preferenziale solo di nome, con buche ed avvallamenti che rendono problematico il transito di autobus, taxi e persino mezzi di soccorso. Immaginate il paziente a bordo di quest'ambulanza. Alle lamentele si aggiungono anche pedoni e negozianti. Però se non c'è manutenzione è chiaro che poi le cose vanno sempre per peggiorare. Ma quanto è fastidioso ascoltare il rumore dei mezzi che passano sulle buche? Allora è molto fastidioso, anche perché io ci sto tutto il giorno qua, quindi ne sento continuamente. E nei quartieri periferici è anche peggio, basti pensare ai crateri di San Giovanni Galermo. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per rimanere a Catania per una interessante iniziativa di inclusione nei confronti di tutti i portatori di autismo, ma torniamo. Siamo tornati in studio, una leva di inclusione per l'autismo. Il Comune di Catania e la Fondazione Bene insieme per Sport Out, il progetto presentato oggi a Palazzo degli Elefanti Servizio.
Collaborazioni virtuose per un cambio di passo verso l'inclusione. Il sindaco Trantino lo afferma con un pizzico di orgoglio in conferenza stampa presentando il progetto Sport Out, promosso dalla Fondazione Ebbene in coprogettazione con il Comune di Catania. L'iniziativa intende migliorare la qualità della vita di 30 bambini con spettro autistico attraverso attività sportive mirate a favorire benessere, autonomia e socializzazione. È un connubio importante, sport e disabilità nel caso di specie dello spettro autistico e ovviamente lo sport diventa uno strumento essenziale per la socializzazione, quindi sport diventa inclusione. Pratica sportiva inclusiva grazie al contributo della Regione siciliana. Questi progetti nascono con un decreto ministeriale che noi come Regione abbiamo recepito con le risorse che ci sono state assegnate, 8 milioni e 100 euro, e una parte di questa è la linea B, proprio quella dedicata allo sport, dove i comuni sono capofila. In Sicilia su questa linea gravitano 9 comuni, uno di questi è appunto Catania con questo progetto Sport Out, che serve a una idea di integrazione socio-assistenziale ma anche lavorativa di queste persone che hanno queste disabilità. Di estrema attualità l'omicidio-suicidio di Corleone con la figlia autistica uccisa dalla madre. Quello che è successo a Corleone è una sconfitta per tutti noi, per tutti gli operatori sociali. Questi progetti servono non solo ai ragazzi, ma servono perché aiutano le famiglie a non essere sole, servono a vedere un cambiamento nella vita dei ragazzi, servono a costruire una normalità di cui spesso i familiari sentono il bisogno. Sport Out è un mosaico di competenze che unisce istituzioni, terzo settore e realtà sportive in un lavoro condiviso al servizio delle famiglie. E oggi alle 14.30, subito dopo questo telegiornale, andrà in onda il nostro Sicilia 24 Focus, a condurre il nostro direttore Michele Cucuzza, ospite quest'oggi il vice sindaco, da poco appunto vice sindaco ma già assessore all'ecologia e ambiente, Massimo Pesce. Potrete rivolgere le vostre domande, come accade praticamente sempre, al nostro numero WhatsApp 342 74 55 005, inviando messaggio di testo, oppure appunto mandare una mail al nostro indirizzo, che naturalmente è sempre legato al nostro Sicilia 24 Focus @telecolor.it. Adesso ci spostiamo e andiamo a parlare di un'iniziativa ad Agrigento, dove l'arte mette sotto la lente di ingrandimento l'identità e la cittadinanza. Ma sentiamo come in questo servizio di Davide Sardo. All'ex carcere di San Vito ad Agrigento prende forma l'installazione Diritto di sangue, rovescio di sangue dell'artista multimediale Marina Sagona. Il progetto mette a fuoco il tema della identità e della cittadinanza, da un lato chi è italiano di sangue, dall'altro chi lo diventa, seguendo il lungo percorso previsto dalla legge. L'opera fa parte del progetto Sponde, inserito nel dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, e si ispira agli studi della professoressa Teresa Fiore della Montclair State University, che analizza i flussi migratori ed il legame con le radici. Nel video di 20 minuti Sagona racconta storie di persone che arrivano in Italia e di discendenti italiani all'estero che cercano di ritrovare le proprie origini. A completare l'installazione 14 stampe del progetto Passport 2019 che mostrano il percorso per ottenere la cittadinanza per chi vive fuori dall'Italia, con tutte le difficoltà che questo comporta. Un'opera che invita a riflettere su chi siamo e su cosa significa davvero appartenere a un paese. A Natale non può mancare il presepe, oggi ve ne mostriamo uno davvero molto bello, molto suggestivo. È un presepe sommerso che si trova nei fondali della Darsena a Siracusa, la realizzazione dei volontari del ROS con altre associazioni della città. Francesco Aloi. La magia del Natale invade la città anche con il presepe sommerso, realizzato dai volontari di protezione civile. Siamo all'ingresso di Ortigia, al Ponte Umbertino. Ogni anno abbiamo sempre più gente, più persone che vengono a vederlo. Questa giornata per noi è molto importante perché veramente accomuna tantissime associazioni di volontariato, tante persone, anche tante famiglie. Per settimane si è lavorato con un obiettivo: realizzare tutto questo. La Natività e le altre statue, 18 in tutto, decorate dai ragazzini dell'associazione Diversamente Uguali. Quanti ragazzi siete? Una trentina. È difficile pitturare queste statue?
No, però è sempre un piacere. E così questo specchio di mare diventa una tappa per chi attraversa il ponte e non solo. Da 11 anni ad oggi il presepe sommerso è diventato sempre più atteso. Dopo aver lavorato un anno sul territorio, tra gli incendi e quant'altro come volontariato, noi ogni anno ci facciamo questo bellissimo regalo. Però questo regalo lo condividiamo con altre associazioni. Il presepe resterà qui nei fondali fino al giorno dell'Epifania, che si sa, tutte le feste porterà via. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi torneremo con il calcio, inizieremo con il Catania. Siamo al calcio, il Catania da 3 gare a questa parte comincia davvero molto bene le partite, indirizzandole, ci proverà anche a Potenza, domenica sarà proprio in quel territorio per continuare la serie positiva. Intanto si valutano le condizioni di Martic, Pieraccini e Donnarumma per una possibile convocazione. Intanto una bella notizia per i nostri telespettatori, ma ci dice tutto Marco Carli. Gli approcci stanno diventando un fattore in casa Catania. Dopo la sconfitta di Casarano, i rossazzurri hanno messo insieme 3 vittorie consecutive, derivate anche da 3 gol nei primi minuti. Forte con il Latina, ancora l'attaccante poco dopo il primo minuto di gioco a Picerno, Corbari con il Crotone dopo il colpo di testa di Lunetta e la parata del portiere. Una squadra che ascolta oltre che fare gruppo. In partite dal tempo effettivo sempre più ridotto, aveva detto Toscano, l'avvio delle gare diventa fondamentale. Gli etnei proveranno ad avere lo stesso atteggiamento a Potenza, dove il Catania giocherà domenica per la penultima di andata, col fermo obiettivo di restare davanti a tutti in classifica. Ci sarà il rientro di Di Tacchio e si lavora per il recupero di 3 giocatori, Pieraccini, Donnarumma e Martic. I 3 non lavorano integralmente in gruppo, il primo potrebbe farcela, ovviamente non per essere impiegato dall'inizio. Su Donnarumma si lavora ma le possibilità sembrano buone. Martic si allena per esserci alla prossima. Intanto Telecolor fa un regalo di Natale ai tifosi aumentando la produzione legata al Catania. Dopo essersi aggiudicata per questa stagione i diritti esclusivi del pacchetto dirette differite sintesi del club rossazzurro, la nostra emittente compie un altro passo avanti integrando la propria offerta con altre 3 gare esterne da trasmettere in chiaro, oltre a quelle già acquisite in avvio di campionato. Una larghissima parte del cammino in trasferta della squadra di Toscano nel corso del girone di ritorno sarà dunque visibile gratis su Telecolor. Sempre alla Serie C con Trapani e Siracusa sarà un fine settimana davvero impegnativo per le 2 squadre. Francesco Triolo. Nell'ultima giornata del 2025 si incroceranno al De Simone Siracusa e Trapani, ma intanto nel prossimo weekend devono affrontare 2 partite impegnative. La corsa salvezza del Siracusa passa sabato dal Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, trasferta insidiosa per gli azzurri che fanno sempre la corsa su Foggia e Picerno per sganciarsi dall'ultimo posto in classifica e poi puntare alla zona fuori dai play-out. Gli Aretusei svolgeranno venerdì la rifinitura in città e poi si trasferiranno a Cava, dove il tecnico Marco Turati potrà contare nuovamente sull'attaccante Molina al rientro dopo la squalifica, ma non ci sarà Candiano squalificato ed è in dubbio anche il difensore Puzzone. Assenze anche in panchina viste le squalifiche contemporanee sia di Turati che del suo vice Spinelli. Giocherà sabato anche il Trapani che al provinciale riceve la visita del Cosenza, 5 vittorie nelle ultime 7 partite, terzo posto in classifica per i calabresi alle spalle di Catania e Benevento, al pari della Salernitana fermata proprio dalla squadra di Aronica nell'ultimo turno. Importante per il tecnico Granata il recupero di Di Noia e Fischnaller, le 2 novità rispetto alla partita della Reghi dove non sono stati schierati. L'obiettivo è quello di centrare i 3 punti così da rientrare nella griglia dei playoff prima della fine dell'anno. E con questo servizio finisce questa edizione di Sicilia 24, il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale ve lo ricordo alle 19, adesso vi lascio al nostro focus, ospite del nostro direttore Michele Cucuzza, oggi il vice sindaco di Catania, Massimo Pesce. A tutti un buon proseguimento di giornata.